Buongiorno, io sono arrivato in ritardo, ma insomma mi sembra che la partita sia andata molto bene. Allora, cosa ci raccontate? Come siamo messi? Siamo già tranquilli o dobbiamo ancora aspettare qualche partita prima di stappare le bottiglie? Ma se l'ufficialità dei risultati dà per il scontato il pareggio del Ripa, credo che siamo più 11 a 4 giornate dalla fine, insomma manca un punticino, 2 punticini per la matematica, però insomma credo che siamo a buon punto, forse più. Beh, mi sembra una grande soddisfazione. Cosa dice Ivano, Presidente, visto che c'è anche lei qua? Sicuramente sì, anche se un po' di rammarico lo si ha, come l'ho già manifestato in precedenza, oggi al campo una partita che poteva sancire quasi la vittoria del campionato, abbiamo visto che a parte gli addetti al lavoro non c'era nessuno. Questo mi dispiace perché tutti noi, tutti gli addetti al lavoro ci siamo impegnati dall'inizio della stagione, un po' di soddisfazione volevamo che ci fosse. Dai che arriverà, dai, io sono convinto che arriverà. Senti, una parola tecnica, ma se non sbaglio la squadra mancava persone, giusto? C'erano qualche infortunio o sbaglio? Era completa? Mancavano Bergo e Malagò che ha avuto un problema al ginocchio che credo che molto difficilmente potrà recuperare per fine stagione. Comunque vorrei ritornare un attimino sul discorso che accennava il Presidente. Stagione come questa, dove ci dovrebbe essere l'entusiasmo della città, visto gli investimenti, gli impegni che sono stati presi, i risultati sportivi che la società sta conseguendo sia a livello di prima squadra che al settore giovanile, non trovo una risposta che noi non riusciamo a spiegarsi. Al di là del fatto che gli ultras possano contestare fra virgolette il fatto della denominazione, però in maniera molto corretta io devo dire che forse sono quelli che nelle loro identità, nelle loro idee sono forse fra i più corretti, ma però tutta la città vera, cioè lo spettatore normale, voglio dire, cioè quello che viene la domenica perché deve passare le 2 ore perché è appassionato di calcio, di sport, è latente. E queste sono cose che il Presidente diceva ti lasciano l'amore in bocca, ma io credo che dovrebbero essere qualcosa di più di amaro, nel senso che queste sono cose che dopo ti devono far riflettere anche per quello che è l'opportunità o meno che può essere considerato per un futuro, perché se la risposta della città a fronte di tutti questi investimenti e questi sacrifici è quella che abbiamo visto oggi, credo che sia opportuno fare una grossa riflessione su quello che può essere il futuro. E questo è un parere personale, non della società. Posso permettermi, ma la crisi non pensate che possa influenzare questa motivazione? Relativamente a cosa la crisi? Non so, il biglietto della partita per esempio. Non so. Gli anni scorsi venivano gratis in campo. Vuol dire che gli anni scorsi venivano gratis in campo. No, ma al di là della crisi, al di là del problema della crisi che sicuramente inciderà, mi pare che manchi proprio l'entusiasmo generale, perché vuol dire, Mauro diceva appunto i successi che abbiamo fatto come società a livello settore giovanile, come organizzazione. Cioè, ripeto, oggi tolti gli addetti ai lavori non c'era nessuno in campo. Ho visto che c'era poca gente. Oggi tolti gli addetti ai lavori non c'era nessuno in campo. Allora dico, andiamo incontro a momenti sempre più difficili economicamente. Gli sponsor giustamente mancano perché purtroppo hanno le proprie aziende che hanno difficoltà e quindi no. Qua per chi si fa? Non so, la città cosa pretende? Ma nelle altre città come siamo messi? Com'è la situazione negli altri stadi? No, io sono abituato a guardare a casa nostra. Io sono abituato a guardarmi a casa mia e quindi. Certo, però magari se negli altri stadi anche là c'è la stessa difficoltà, allora non è, voglio dire, dai, io cerco, non so. Ma il comune non è. Io ricordo che quando ho iniziato la mia avventura del calcio a Chioggia, in promozione 10-12 anni fa, quando abbiamo vinto il campionato, lo stadio era pieno. Sì, è vero. Un entusiasmo che vuol dire sicuramente, come dicevi tu, l'aspetto economico, l'aspetto della crisi ci sarà, però io, santo Dio, spero che tutti non siano in crisi, spero che tutti non manca anche perché se non sbaglio i ragazzini sotto i 14 anni possono entrare gratis.
entrano gratis i ragazzini, entrano gratis le donne sulla tribuna est, entrano gratis chi ha il figlio del tesserato, voglio dire, solo ce ne sarebbero persone, ma comunque. Domanda da $1 milione, dopo se volete rispondermi, ma visto che alla fine questi ultras, con tutte le critiche che possiamo fargli, alla fine siete voi stessi che riconoscete una coerenza e una certa continuità rispetto ad altri che magari invece sono assenti? Sicuramente. Quello che sti ragazzi a questo punto chiedono, il cambio del nome della squadra con Cluidense, 99 a 100? 99, quindi non si fa. Non si fa. Assolutamente no. Noi abbiamo iniziato un progetto, non è che l'abbiamo iniziato così per gusto iniziare, bisogna essere seri. Abbiamo iniziato un progetto concordato con l'amministrazione, attenzione, concordato con l'amministrazione, e noi cerchiamo di portare avanti, anche se oggi, ripeto, c'è questo rammarico forte che la città non ci segue. Allora difficilmente si può correre da soli. Però dire una cosa, scusi, al di là del cambio di denominazione che può valere fino a un certo punto. Ma io non lo so, io personalmente credo che non. Sì, no, ma credo sia una riflessione molto serena, nel senso che il cambio di denominazione non è che è stato fatto un cambio per rinnegare il passato deve essere presente, cioè la tradizione deve essere conservata, solo che il nome Cluidense deve riunire le forze, la storia, le tradizioni di delle realtà che sono state la storia del calcio e dello sportivo di Chioggia. Quindi non riesco proprio a capire il fatto che il nome determini la presenza o meno il nome, il Cluidense è stato fatto, il nome è stato deciso, così è valutato attentamente, anche per dare un'entità unica. C'è sempre questa Chioggia Sottomarina, togliamo Chioggia Sottomarina e mettiamo Cluidense, così abbiamo un'entità unica. Dovrebbe migliorare questa situazione qua. Non capisco perché il nome diventa un problema. Poi vogliono gridare Unione, che gridino Unione, perché alla fine la Triestina, a Trieste gridano Unione, non è che cambiano, vogliono gridare Unione, che gridano Unione, nessuno lo proibisce, voglio dire. Però il concetto è questo, giustamente. Si parte con un progetto nuovo che deve conservare la tradizione dello sport di Chioggia e c'è il sostegno di tutti, di tutta la città, delle forze economiche, dei tifosi e degli spettatori comuni degli ultras. Se la città, e questa è la risposta che ha dato, a mio modo di vedere, in qualità di direttore, ripeto a titolo personale, è un mio parere, bisogna fare delle grosse riflessioni su quello che può essere il futuro. Mi sembra quasi un out no, a qualcuno, voglio dire, è la città, ma forse non so. No, ma non è questione out. Anche perché onestamente se molla lei, Presidente, non so chi, ma tutto quanto perso, voglio dire, per carità, è facile parlare con la scarsità degli altri, per carità. Bravissimo. Oggi le cose si fanno perché si ha l'entusiasmo di farle, perché se uno pensa prima di farle, dice, portare avanti una squadra del calcio costa soldi, quindi se c'è l'entusiasmo non dà fastidio niente, se manca dà fastidio tutto. Adesso, facendo i debiti scongiuri, se la squadra passa di categoria l'investimento diventa maggiore, il costo maggiore di gestione? Sicuramente qualcosina in più ci sarà. Credo che la categoria stessa comporti di costi in più. Dalle iscrizioni, alle trasferte al parco giocatori eventualmente. Dovremmo valutare attentamente bene tutto quello che sarà il futuro. Grazie signori, penso di chiudere qui l'intervista. Grazie. Mario, mister Vitadello, allora, allenatore, oggi è una bella giornata, dai, dici qualcosa di succoso. La partita credo che l'importante fosse il risultato innanzitutto, poi che abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare i ritmi giusti e determinate letture tattiche della partita ci può stare, perché c'è stata una sosta di 3 settimane contro la metà esatta dei giorni per loro che hanno giocato il giorno 12. Abbiamo sistemato qualcosina dal punto di vista tattico a metà del primo tempo e poi siamo andati avanti nel secondo tempo. Ha aiutato anche l'entrata di Zecchinato, che ha messo in difficoltà e portato pressione ai 2 centrali avversari e dato un po' più di libertà di manovra a Porcino. Siamo stati bravi a fare questi 2 gol, ne avremmo probabilmente potuti fare anche altri. Penso che sulla partita non ci sia nessuna discussione, dispiace solo perché magari
avremmo avuto bisogno forse nei momenti di difficoltà di un po' più di aiuto da parte del pubblico, che però purtroppo è quello che è, insomma, quindi questo è un dato di fatto, insomma, che non si può negare e che la squadra purtroppo non ha avuto da questo punto di vista un grande aiuto. Delle volte i giocatori in campo si aiutano anche da soli l'un l'altro e magari anche con l'apporto di noi della panchina, però ci sarebbe bisogno di avere una carica e uno stimolo in più, insomma, per venire fuori da quei pochi momenti di difficoltà che si possono avere anche durante una partita, insomma, ecco. Senti, la prossima partita che programma c'è? La prossima partita, il programma è sempre quello che abbiamo dall'inizio dell'anno, quello di vincere contro il Romano, che avremo mercoledì. Sempre qui al Ballarin, giusto? Sempre qui al Ballarin alle ore 16 e speriamo che finalmente, perché visto che potrebbe anche essere la certificazione della vittoria del campionato, che ci sia finalmente un po' di pubblico che ci dà una mano, insomma, è anche una giornata di festa, quindi penso che la situazione sia l'ideale. Vedrai che la prossima volta ci sarà un bel pubblico, dai. Io me lo auguro. Stavolta mi impegno anch'io. Una mano alla consolazione, se vinceremo il campionato potremmo dire averlo vinto da soli contro tutti i beh, questo sì, penso che i ragazzi bisogna fargli un monumento, perché veramente sono stati bravi, hanno trovato degli stimoli anche all'interno del loro gruppo, è un grande gruppo e questo è una bella soddisfazione per noi tutti, per la società che ha costruito la squadra e per me che l'ho gestita, quindi penso che ci sia soddisfazione da parte mia e dei miei collaboratori che, ci tengo a dirlo, sono stati fondamentali, in primis Ivano Rossetti e anche il prof Andrea De Favari, insomma, sono stati determinanti nella riuscita di questo lavoro, insomma. Anche se, ripeto, aspettiamo la matematica perché tenemos a uno degli allenatori vincente qua. Sì, perché la squadra... Eleonora ieri ha vinto il campionato e si è laureata matematicamente prima in classifica. Grazie Mario. Allora sfruttiamo anche qua la presenza di Stefano, che ogni volta ti abbiamo un po' trascurato, insomma complimenti, congratulazioni per la vittoria del tuo campionato. E ormai siamo già matematicamente con la vittoria, giusto? Sì, ieri abbiamo vinto 5-1 in casa contro l'Antesis e matematicamente abbiamo vinto il campionato a 3 giornate dalla conclusione del campionato. Adesso ci prepariamo per fare le fasi finali per diventare campioni regionali. Ci prepariamo anche per un quadrangolare che facciamo qui a Ballarin il 19 maggio con la primavera del Padova, della città del Cittadella e della Berretti del Treviso. Cerchiamo di onorare fino alla fine l'impegno che abbiamo preso. Diciamo che l'obiettivo di inizio stagione era quello di fare un buon campionato, cercare di vincere e ce l'abbiamo fatta. L'obiettivo era vincere il campionato e portare più giocatori possibili in prima squadra e penso che l'obiettivo è stato raggiunto. E da adesso cerchiamo di onorare fino alla fine l'impegno che abbiamo preso. Dai che adesso dobbiamo festeggiare la prossima partita qui a Ballarin, bisogna fare una grande festa. Sì, come ha detto prima il mister Mario Vitarello, fino a che la matematica non ci dà la sicurezza, però diciamo che quando la partita è termine con 11 punti di vantaggio penso che non ci siano problemi. La squadra è in salute, anche oggi abbiamo vinto. Appena abbiamo alzato un po' il ritmo, abbiamo fatto 2 gol, non ci sono problemi. La squadra è in salute è quello importante. Grazie carissimo. A presto. Arrivederci. Ciao caro.